Buongiorno, oggi vi presentiamo un nostro primo filmetto di una serie consacrata ai loghi vastiaci, l'abbiamo da scoprire insieme e oggi giusto appunto vi propongo di scoprire un logo assegnalato con una persona vastiaccia assegnalata. Giacomo, come detto, mi piace piacere di ritrovarvi qui in dove nostro quartiere. Ieri a Fontana Nuova. Fontana Nuova. Fontana Nuova, si chiama Fontana Nuova, Fontana di Nuova o di Dio Udelfino. Delfino. Hai visto che c'è una placca? C'è una placca che è assai antica, giusto appunto. Allora, qui in questa piazzetta c'erano parecchi casali, che non ci sono più, c'erano le pizzerie dei miei parenti qui, accanto c'era la Casa Parata. A casa La Casa Parata che era un casale che era stato bombardato e dunque come era stato bombardato era diviso in tanti. Quali erano, Giacomo, i limiti di Fontana Nuova? Qua su, sopra la Fontana Nuova, si raggiunge attraverso che c'è, come tutti noi sa, il garroggio di Gio. Dopo, quando in fondo si sbocca, prima si sboccavano loro perché non c'era mica la strada. E Vittorio non ci va là? Non ci parlava, No. c'era semplicemente un passaggio che si chiamava qui a Fontaniccia, dunque a Fontana e a Fontana Nuova e a Fontaniccia. E giù c'era dunque, come dice sempre, Carroggio Napoleone e di noi terrazze e qua io a Marina. Giacomo, c'erano di noi i personaggi tipici di un logo. Mi viene a mente un personaggio che ho messo anche in letteratura e che era una signora. Quindi si diceva che era una signora, ma infatti non era tanto signora, ma niente. Allora parlava e noi abitiamo, guardavamo di parlare. Perché parlare per ella era un spettacolo. Cioè la immaginava una persona in suo garroggio di miseria, quantunque, questa persona era vestita in taffetà che luccicava, aveva un cappelletto con una piuma e baciano, una banderetta, aveva la sua banderetta e aveva le face a me, un face a me in oro che si gincinava così quando la parlava e che gli sbattia le gusce, era appiccicata una catinetta e entria alle pizzerie entria alle pizzerie e diceva, Monsieur Pierre, avez-vous reçu le gruyère? La diceva di sì, e allora pisava uelo, non stava normale, e quella forse non mai mica greco, caso unghia, si tagliava una garotta così e tastava, tastava uguale. A me mi veniva un'angoscia. Giacomo, voglio ringraziare assai di essere venuti a contarci appena della vostra gioventù in vostro quartiere. Va bene. Ringraziamo. A Grazie, presto, a Giacomo. presto. A presto. A ringraziarvi di averci seguito questo primo filmetto in giro ai loghi bastiaci e vi diamo appuntamento da qui a poco per un altro filmetto. A presto!